La variante Omicron si sta studiando, in Italia è arrivata da poco. I colleghi africani, spiega il presidente di AIFA, Giorgio Palù, ci hanno detto che i sintomi sono lievi. Certo è che ha subito scatenato fra i cittadini la paura. Ora questa variante è sotto la lente di ingrandimento. Per saperne qualcosa si dovrà attendere almeno qualche settimana. Poche le cose che per ora si sanno. Non sappiamo ancora, uno, se sia più contagiosa, ci vorranno almeno un paio di settimane per studiare in laboratorio con dei virus pseudotipizzati, cioè che hanno nell'involucro esterno la proteina S mutata. Non sappiamo se sia più virulenta. La domanda che tutti si fanno è se questa variante sia coperta dai vaccini. Non sappiamo se evada la risposta immunitaria indotta dai vaccini. Tanti insomma gli interrogativi su questa variante che sta spodestando, almeno per la preoccupazione, la variante Delta. Ci sono anche condizioni che hanno favorito un'infezione persistente in alcuni soggetti, sia in Sudafrica che in Kenya che in Botswana, dove il virus è stato riscontrato. L'AIDS è prevalente, quindi soggetti immunodepressi possono albergare un'infezione persistente e quindi favorire queste mutazioni. Nelle prossime settimane qualcosa si saprà di più. Attenzione e cautela devono rimanere sempre alte. Mascherine e dispositivi rimangono fondamentali per arginare il virus.